canto amichevole, diciamola così, cominciando dai cantatori bravi che sono qua presenti, cominciando da Leonardo Cavita di Burti, la voce intramontabile, la voce che non tramonta mai, chi muore nella patria non muore mai. Appresso c'è Nuvoli Antonio di Ploare, la partecipazione sua di Nuvoli è interessantissima, in quanto Nuvoli, la sua magretta, la sua voce, la sua gola è una cosa splendida, la voce originale, la voce senza trucco, chiamiamola così. Appresso c'è Chelo Giuseppe Diosino, quell'amante diabolico, la voce candida, la voce pura, la voce casta. Poi ancora, quarto tenore, Mario Firinaio di Olbia, la voce metrica, la voce giusta, la voce che va al cuore. Appresso chi c'è? Torino Cano di Perfugasa, ecco, il quinto cantatore. Torino Cano è la voce candida, la voce potente, la voce forte, la voce atomica, chiamiamola così. Peppino alla fisarmonica, la fisarmonica che ha brillato alla televisione, la fisarmonica che ha bruciato tutte le tappe e le sta bruciando ancora. Alla chitarra di Cavita di Ploare e di Codrongiaro so anche. Da parte mia, da parte di questi bravissimi cantatori, a voi simpaticoni di questa valle romantica di Orsi, un saluto gradioso ed un bacio caldo caldo. Buon ascolto e buonasera. Mi dispiace che sono raffreddato, ma non fare nulla. Nuvoli Antonio, presentati questo microfono e canta a questa gente brava, a questo variopinto, prego. Cantatore Torino Cano, e allora se sei atomico fai sentire la tua voce, prego. Cantatore Firinaio di Olbia, e allora se sei penetrante fai penetrare questa tua voce nei cuori di ingiustizi, prego.
potente come è stata per 25 anni potente, ancora. Ooh.
Thank you.